Buongiorno dalla redazione di Focus TG. La tragedia di Gallio che abbiamo seguito ieri in diretta sulle nostre reti, l'esplosione provocata da una fuga di gas di una palazzina di 3 piani in questo paese dell'Altopiano. Si dava per dispersa una delle persone che abitava in questo edificio con la famiglia. Oggi è stato ritrovato il corpo, vedete la prima pagina del Gazzettino, Luigi Rossato, medico in pensione, vittima dell'esplosione nella villetta di 3 piani, una palazzina di 3 piani. Dovrebbe esserci anche un ferito. Gli altri familiari del medico in pensione si sono salvati perché non erano in quel momento in casa la moglie e 2 figli. Qui vedete le immagini delle fiamme provocate dalla posa di cavi di fibre ottiche che hanno infranto il metanodotto. C'erano degli operai al lavoro, stavano lavorando alacremente. A un certo punto c'è stato subito si è sentito un gran botto e c'è stata un'esplosione violentissima che ha fatto crollare questa palazzina. Proprio è avvenuto durante i lavori di posa di questi cavi. Ovviamente adesso l'inchiesta è in corso per accertare le responsabilità di questa tragedia. Fiamme altissime, poteva essere un bilancio ben peggiore perché c'erano altre case proprio attorno alla palazzina che è crollata e per fortuna le fiamme non si sono propagate, sono intervenuti subito i vigili del fuoco e anche gli uomini della protezione civile. Grande spavento a Gallio e ovviamente il cordoglio degli abitanti e di coloro che conoscevano il medico Rossato, che era una persona notissima in tutta la zona dell'Altopiano. Ci collegheremo tra poco in diretta con Vanessa Banzato, anzi vedo che abbiamo già un collegamento in corso, ma tra poco vediamo prima allora il servizio di Mirko Cavallin. C'è stata un'esplosione dentro un edificio a seguito di un rilascio di metano e praticamente questa esplosione ha causato il crollo di metà di un'abitazione, quindi una metà palazzina è crollata, l'altra metà è stata interessata da un incendio che è ancora in atto e quindi stiamo lavorando adesso in condizioni abbastanza critiche con tanti uomini della provincia di Vicenza, del comando di Vicenza, dei staccamenti di Asiago, di Bassano del Grappa e di Schio e poi con il nucleo USAR di Venezia. In più a breve arriverà anche un altro nucleo per rimozione macerie che verrà da Verona. È stato io ero seduta nella tavola di casa a fare i compiti, ho sentito una botta e tremare i vetri. So solo che sono corsa giù e ho visto le fiamme in strada praticamente. Tanta paura. Sì, deve ancora passarmi sinceramente. E sono passate diverse ore. Sì. Adesso insomma le fiamme sono state praticamente spente. Sì, ma è lo shock, l'impatto proprio. Sono venuto giù perché sentivo gridare e ho visto tutto là. Ecco, quello che avete ripreso anche voi, tutto il fuoco. Nient'altro. Pomeriggio una serata drammatica, insomma. Primo ottobre, da 1° ottobre proprio. Dai, comunque dai. C'è questa persona dispersa, si parla del dottor Rossato, lei lo conosce? Sì, lo conosco perché mi faceva le visite quando rinnovo la patente. Quindi, anche perché siamo qui a 50 metri. Vive in quella casa con la famiglia, il dottor Rossato? Sì, con la moglie e un figlio mi sembra. Sì. Un figlio solo perché l'altro era giù a Padova, credo. Verso le 5:05 appunto si è sentito in tutto l'abitato di Gallio un grosso boato
che ha scosso veramente tutte le persone e le famiglie. Ecco, il momento io ritengo sia drammatico perché coinvolge prima di tutto la nostra famiglia e questo dobbiamo dire che è la cosa più importante che ci preoccupa di più e sicuramente e secondariamente anche la sicurezza adesso dell'abitato, perché come si vede probabilmente alle mie spalle delle immagini, finché non è chiuso la condotta principale del gas permane comunque un pericolo, però gran parte della popolazione attorno al luogo del sinistro è stata messa al sicuro e abbiamo anche insieme ai carabinieri e altre forze di polizia verificato che non ci siano persone nelle case. Intervista di Monica Smiderle che era stata inviata ieri a Gallio per seguire questa tragedia. Adesso c'è Vanessa Banzato nel giorno dopo. Allora Vanessa, raccontaci tutto. Buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Il giorno dopo un'intera notte di ricerche, in mattinata è stato rinvenuto il corpo del proprietario dell'abitazione, del medico Luigi Rossato, 72 anni. Non c'è ancora l'ufficialità che si tratti proprio del medico, in quanto sono stati trovati resti umani che sono stati portati in ospedale. Adesso saranno sottoposti all'esame del DNA per dare la certezza che si tratti proprio di Luigi Rossato. Certo è che continuano senza sosta i lavori dei vigili del fuoco anche nelle abitazioni che sono vicine alla villetta di Via Ec qui in centro a Gallio, che è stata distrutta dall'esplosione di ieri pomeriggio. Stanno controllando appunto che non ci siano che appunto gli edifici non siano stati minati da questa forte esplosione che è stata provocata, vogliamo ricordarlo ancora una volta, durante dei lavori di escavazione per posizionare la fibra ottica. È stato distrutto questo tubo del gas metano che si è propagato e ha creato un vero e proprio disastro, portando alla morte del medico 72enne Luigi Rossato. Sono riusciti a salvarsi uno dei due figli che si trovava appunto in casa e la moglie, che non era al momento del terribile incidente, non si trovava in casa. Sono riusciti a salvarsi loro, ma per Rossato non c'è stato nulla da fare. Addirittura pare che appunto l'uomo si sia accorto, dopo aver udito il forte boato, si sia accorto delle fiamme, abbia iniziato, si trovava al piano superiore della casetta, di quello che resta ormai della villetta, abbia iniziato a urlare e le sue urla siano state udite proprio da alcuni vicini, però poi non c'è stato nulla da fare perché il fumo l'ha avvolto e senz'altro ha perso conoscenza e poi tutto il resto purtroppo è quello che è stato raccontato. Massiccio spiegamento anche dei carabinieri, sono presenti in massa per cercare di capire quali possano essere state le responsabilità anche dopo appunto questo terribile incidente che è accaduto a causa proprio di questi lavori che stavano facendo per posizionare tutt'altra cosa, ovvero una fibra ottica, quindi una persona che è morta durante dei lavori che non riguardavano assolutamente, tra l'altro, la villetta, che è stata toccata, distrutta completamente dal boato di ieri pomeriggio. Adesso vediamo se riusciamo a metterci in contatto anche con la sindaca per cercare di capire come si muove anche l'amministrazione di Gallio, e se dovessero esserci novità vi richiederemo ancora la linea, direttore. Grazie Vanessa. Senti, ieri si era parlato anche di un ferito, è una notizia confermata o no? Allora, ferito praticamente no, era il figlio, si parlava del figlio che pareva avesse riportato delle ferite, in realtà cose molto lievi, dovute dalla concitazione anche del riuscire a uscire, perché il ragazzo ha provato a salvare il padre ma non ce l'ha fatta e quindi è uscito. Sì, è possibile, però niente. Non si può parlare di ferite assolutamente serie, ecco. Questo è quello che sarebbe l'unica persona coinvolta che potrebbe aver riportato, ecco, ferite lievi. Fortunatamente per lui è andata bene, purtroppo non è stato così per il papà.
Dicevi, giustamente hai usato il condizionale perché adesso ci sarà l'autopsia, si è trattato del ritrovamento dei resti di quello che si presume sia il medico Luigi Rossato, con tutta probabilità lo è. Era un medico notissimo in tutto l'altopiano, non soltanto a Gaglio, aveva proprio fama di essere un medico di famiglia, di quelli che vanno a visitare i malati a casa, insomma, che non si risparmiano, che fanno tanti sacrifici per curare i pazienti. Certo, sì, il classico medico vecchio stampo in prima linea per curare i suoi pazienti, ecco. Infatti, come si è sentito anche dalle interviste che è riuscita a raccogliere ieri Monica proprio a caldo, c'è parecchio dolore, ecco, per la perdita di questa persona. Infatti abbiamo sentito anche la sindaca che lo conosceva molto bene. C'è un'intera comunità che è scioccata per quello che è successo, per la perdita di Rossato e soprattutto per il modo in cui è successo questo dramma, questo vero e proprio dramma nel cuore di Gallio. Vanessa, grazie molte, grazie a te, Alessandro Cortacurta per la parte tecnica, ovviamente tutti i nostri giornalisti e i nostri tecnici mobilitati da ieri dalla redazione di Bassano del Grappa. Adesso restiamo nel Vicentino, andiamo a Zanè, ma per un'altra storia, è quella di una barista che ha subito 11 furti e che dice non ne posso più. L'ha intervistata, vediamo, Luisa Bertini. Siamo in un bar a Zanè che ha subito l'11° furto in 25 anni, furto che risale a domenica. Sono in compagnia con la titolare Narcisa Luca che ci racconta cosa è successo domenica. Niente, domenica vado a letto perché mi alzo alle 5 per aprire il bar, apro alle 6 e succede che alle 3 suona l'allarme e un attimo stai dormendo, a volte succede che qualcosa è il falso allarme così. Ho un socio e lui mi chiama, dice guarda che c'è qualcuno dentro il bar, vieni giù, metti qualcosa, realizzi che... E io comincio a tremare, dico la verità, come le altre volte. Lo trovo qua e si è messo di traverso la macchina, però abbiamo paura a entrare. Io intanto chiamo i carabinieri che prontamente sono usciti, in 10 minuti sono arrivati, quando li vedi ti sollevi. Sono usciti e piano piano si sono avvicinati al bar e pensavo che fosse ancora dentro il malvivente, diciamo, e io sono stato un po' in macchina, ero lì che guardavo se magari usciva da qualche finestra e sono rimasta in macchina, poi sono uscita. Infatti è riuscito a scappare dalla finestra, sì, via. Però noi non pensavamo che una finestra talmente piccola, è fuggito di lì, perché se veniva fuori dalle finestre principali come pensavamo lo prendevano, cioè lo vedevano, invece lui è uscito da una finestrina molto piccola che si stenta a credere, magrissimo sicuramente, molto agile sicuramente. E voi dalle immagini di videosorveglianza siete riusciti a vedere cosa ha fatto nel mentre? Furto in diretta, naturalmente abbiamo dato la chiavetta ai carabinieri, c'è il furto, lui tira giù tutti gli accendini, le sigarette, il fondo cassa che non è tantissimo, però diciamo che non è stato un furto a livello molto alto, ne abbiamo avuti molto più forti a livello economico. E nel mentre ha mangiato anche un tramezzino? Si è aperto il frigo. Ha mangiato un tramezzino, poi forse gli piacevano, ne ha preso 4-5, una borsetta e è sfuggito, però era ancora calmo quando ha mangiato il tramezzino, quando ha visto il movimento fuori sicuramente ha preso paura. E lei dice noi siamo esasperati perché è l'11° furto in 25 anni. Esatto, e adesso era qualche annetto che non succedeva. Voi avete anche provveduto tappezzando le finestre con delle gratte? Abbiamo messo gratte, abbiamo cambiato i serramenti che lì fanno fatica e questa qua era una novità perché non pensavamo che una persona riuscisse a passare da questo cunicolo, diciamo, ecco, invece ce l'ha fatta. Avete sentito la storia della signora Luca, resta ovviamente la rabbia e resta la paura. Grazie molte a Luisa Bertini e a Simone Squarcina della nostra redazione di Vicenza e passiamo dai bar alle cantine perché è tornata in azione la banda del Prosecco, delle cosiddette cantine e ha svuotato una cassa. Andiamo a sentire in diretta Francesca Bozza da Conegliano. A te Francesca.
Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, hai detto bene, una banda delle cantine. Vediamo anche una notizia presa poco fa: nella notte altre 2 cantine sono state colpite dai ladri. Noi ci troviamo nella cantina Biancavigna a Dogliano di Conegliano insieme alla titolare Elena Moschetta. Grazie per essere con noi. Qui il furto è avvenuto nella notte tra il 30 settembre e il 1° ottobre. Dalle telecamere avete potuto vedere i movimenti di quella che ormai è chiaro essere una banda che sa come colpire. Sì, crediamo di sì che sia una banda organizzata, perché si vedono questi individui che arrivano dal vigneto antistante la cantina, perlustrano e poi rientrano e tornano armati appunto degli strumenti per fare irruzione. Sono entrati prima nel wine shop e poi probabilmente, avendo in cantina attivato l'allarme che è prontamente suonato, però poi molto probabilmente è stato disturbato perché ha smesso di suonare, e si sono poi recati sul retro e sono entrati negli uffici. E chiaramente ci sono state le conseguenze dovute ai danni provocati dall'effrazione, quindi porte forzate e un bottino anche ingente, perché insomma hanno portato via l'incasso. Purtroppo c'era stato un incasso in contanti, non siamo abituati perché avvengono quasi tutti con moneta elettronica, però fatalità c'era stato e nella notte non era stato versato. E poi dei danni, appunto i danni alla forzatura della finestra, della porta, gli uffici sottosopra, il wine shop appunto divelto, eccetera eccetera, quindi la conta dobbiamo terminarla. Circa diverse migliaia di euro di danni in complesso, e alla luce di questi colpi ormai quasi quotidiani Elena Moschetta, facendo parte del direttivo del consorzio, ha deciso di scrivere un comunicato ufficiale al direttore per chiedere che cosa? Chiedere di fare rete, perché sulla mia esperienza avevo letto dai giornali e anche dalle vostre reti appunto di questi eventi, ma non mi ero più di tanto allarmata, proprio perché ho detto intanto si stavano concentrando su Valdobbiadene mentre noi appunto siamo nella zona est, e poi pensavo tra me e me di essere un po' più tutelata avendo il sistema di allarme e agenzia di vigilanza. Ma essendo isolati la pattuglia ci ha messo un po' ad arrivare. E quindi insomma questo appello anche agli altri consorziati di tenere gli occhi aperti, di tutelarsi per quanto possibile con sistemi di allarme, comunque di fare rete, proprio perché le cantine sono isolate, e questo di questo ne approfitta questa banda di ladri. Grazie davvero a Elena Moschetta, da Conegliano è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie molte a Francesca Bozza e a chi c'era con lei. C'era Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. I ladri non hanno scrupoli, ormai vanno dappertutto in paesi e anche nel centro delle città storiche. Ci sono addirittura ladri acrobati che salgono lungo le canne dell'acqua e del gas e entrano nelle abitazioni. Addirittura a Vicenza ci sono quelli che approfittano della morte di un uomo e entrano in casa pensando di trovare la casa vuota, invece c'era la vedova. Aveva fisso l'epigrafe del marito deceduto da pochi giorni sul cancello di casa. Forse pensando di approfittare della casa vuota, i ladri si sono introdotti nell'abitazione della pensionata in zona Monteberico, ma la donna venerdì dopo cena si è trovata uno dei 2 davanti. Pochi istanti di terrore, il faccia a faccia inaspettato, la fuga e l'intervento immediato dei carabinieri. A raccogliere il racconto della signora il consigliere comunale Nicolò Naclerio, referente del comitato della zona. È stata appesa l'epigrafe al cancello del loro condominio. Probabilmente i ladri malviventi hanno osservato l'appartamento, osservato qual era l'appartamento del deceduto, e sono andati diretti in questo appartamento, diretti in questa casa, approfittando della signora che sola se li è trovati davanti. Il fatto è successo alle 22 di sera di venerdì sera. I malviventi si sono arrampicati sulle grondaie di casa, hanno sfondato una porta finestra e hanno rovistato in tutta la camera dei signori.
Al dolore per il lutto si sono aggiunti paura, spavento e rabbia, il tutto tra l'altro per scappare con della bigiotteria. Una condanna del gesto ancora più ferma che arriva dal mondo delle istituzioni, perché compiuto violando un'abitazione dove l'epigrafe segnalava un lutto e un dolore recenti. Attraverso il comitato che abbiamo creato ancora l'anno scorso sono stato allertato in primis come persona comunque referente. Ho dato aiuto alla signora, abbiamo chiamato i carabinieri. È una cosa vergognosa e inaccettabile che determinate persone approfittino del dolore altrui per comunque guadagnare soldi facili, quindi rubare in queste case approfittando del dolore delle persone. E intanto il comitato torna ad incalzare l'amministrazione. Già lo scorso anno, a dicembre, a fronte di un'escalation di furti in abitazione proprio nella zona, era stata richiesta l'implementazione dei dispositivi di sicurezza. Noi come gruppo consigliare di Fratelli d'Italia abbiamo depositato un ordine del giorno che è stato votato all'unanimità in Consiglio Comunale da questa amministrazione in Consiglio Comunale a dicembre, quindi attendiamo che siano implementate la zona che è sprovvista di telecamere di videosorveglianza e di targa system. È successo a Vicenza un altro gravissimo fatto di cronaca nera a Mestre, dove era stato accoltellato Giacomo Gobbato. Si sono appena svolti i funerali e un uomo moldavo a bordo di un SUV ha investito 2 tossicodipendenti. Uno di questi è in gravi condizioni. Si sta rafforzando la pista dell'investimento volontario. Andiamo in diretta da Anna Maria Parisi. Sì, eccoci, buongiorno direttore. Così si rafforza la pista dell'investimento volontario. In questo caso si ipotizza il reato di duplice tentato omicidio, così dalla testimonianza di uno dei 2 investiti, ovvero il tunisino di 45 anni dimesso nella giornata di ieri dall'ospedale all'Angelo di Mestre con vistosi e visibili traumi alla testa e al viso. L'uomo avrebbe detto ai poliziotti che il moldavo, che in realtà è un italiano alla guida del SUV, un pick-up blu, di colore blu con targa straniera, sarebbe sceso dall'auto e avrebbe, impugnando un martello, avrebbe ripetutamente colpito alla testa l'amico italiano di 40 anni di Santa Maria di Sala, anche lui un senza fissa dimora, papà di 4 bambine, per dei diverbi scoppiati in precedenza sempre tra questo italiano che risiede proprio qui a 2 passi da dove è accaduto il fatto e il tunisino. Così anche dagli amici del parco di via Baisnizza, tossicodipendenti, che abbiamo sentito proprio poco fa con l'intervista di Sandro Ponchio che manderemo in onda questa sera. E allora tra gli aggiornamenti per quanto riguarda lo stato di salute dell'italiano di 40 anni colpito ripetutamente alla testa con il martello, con l'auto di questo 40enne italiano sposato con una straniera e alla guida di questa auto con targa straniera, ripeto, motivi dovuti alle frequentazioni appunto piuttosto come dire insomma confusionarie di questi tossicodipendenti nell'arco della notte. L'italiano, che in queste ore si diceva sarebbe nelle notizie tra noi giornalisti, circolava voce che fosse stato dichiarato cerebralmente morto. Notizia invece smentita dalle fonti ospedaliere che dicono sia sempre in fin di vita e stia lottando appunto tra la vita e la morte, ricoverato nel reparto di rianimazione dell'Angelo. Allora, direttore, ripercorriamo quanto accaduto la notte precedente a quella appena trascorsa e poi anche il servizio con la testimonianza di uno dei residenti più volte minacciato di morte dagli spacciatori della zona, e così come è accaduto anche a noi con la nostra telecamera. E poi linea a te. Sono state investite queste 2 persone. Ha visto? No, non ho visto niente. Ma non ha sentito il suono delle ambulanze, le sirene? Sì, le ambulanze sì. Luna, esco dalla porta di casa e sento urla, ma urla forti, veramente forti. Mi ha svegliato mia moglie.
dicendo che aveva sentito un botto. Io stavo dormendo, è stata una botta e basta. E la macchina era in giardino. Lì c'era tutta due chiazze di sangue, un paio di scarpe appoggiate là con un pacchetto e ho detto ma chi era? No? Dice era un tunisino che è stato investito. Vere e proprie pozzanghere di sangue, i segni dell'investimento della notte appena trascorsa tra l'1 e le 2 del mattino tra le vie Pasubio e Montello, laterali di via Piave. E giallo a Mestre, un moldavo di 40 anni a bordo del suo SUV, pare condotto a tutta velocità, ha prima travolto i 2 uomini che sostavano sotto casa, un 43enne di Santa Maria di Sala che ora sta lottando per la vita in terapia intensiva all'Angelo. C'era l'uomo per terra con la testa aperta, tutto aperto, mani, piedi rotti, completamente gonfio e con spasmi grossi. Ed un 45enne tunisino ferito ma non in modo grave. Chiamo la polizia, arrivo qua e c'era un gruppo di tossicodipendenti, uno di loro per terra. Poi per causa in corso di accertamento e sembra dopo essere passato con l'auto sopra il corpo di uno dei 2 feriti, rimasto a terra agonizzante, ha letteralmente dilaniato in tanti pezzi il muretto in cemento armato del palazzo accanto, entrando nel giardino privato e finendo la pazza corsa contro il muro della palazzina, lasciandone ben incisa l'impronta del muso del fuoristrada. Dicevano che l'uomo le aveva investito ripetutamente, andata e ritorno. Secondo invece il conducente del SUV denunciato e che a sua volta avrebbe chiamato la polizia, gli si sarebbe inceppato il piede sull'acceleratore, sostenendo di aver cercato in extremis di evitare l'impatto con una manovra repentina, ma di non esservi riuscito. Per i testimoni presenti al fatto si sarebbe trattato invece di un tentato duplice omicidio. Non si esclude per un regolamento di conti o perché il conducente del SUV sarebbe stato infastidito dal trambusto creato dai tossicodipendenti. Per la Questura di Venezia al momento non sarebbero emersi elementi che ritengano volontarie le condotte, così nel comunicato stampa. La situazione ormai è fuori controllo perché c'è una tale concentrazione di criminalità, di spacciatori, di persone disperate tossicodipendenti che tutti i giorni possiamo assistere a continui episodi di spaccio, di furti, di urla e non riusciamo a vedere nessuna soluzione da parte delle forze dell'ordine. Dopo quanto accaduto nella notte lungo l'area di via Piave a Mestre, i residenti sono oramai più che esasperati. Occorre un presidio fisso, così Peris. Occorre una presenza fissa delle forze dell'ordine, non che transitano, non che circolano con le auto e che si fermino proprio sui posti principali dove avviene lo spaccio. Minacciati di morte pure noi di Antenna 3 da questi 2 spacciatori vedendo la nostra telecamera. Ah bellezza, fai il video a noi, noio, se domani non ci sarai, ci dicono. Ecco l'audio con le loro voci e le minacce. A bellezza sarà che fai il video noi, domani tu non ci sarà. E questo era il servizio di Anna Maria Parisi con il nostro operatore Sandro Ponchio. A Gaglio, dove è esplosa la palazzina con un morto, c'è stato anche un terremoto. Un terremoto molto lieve, ma insomma a 2 chilometri dal centro del paese. Andiamo con la cronaca ancora, assalti al bancomat, a processo la banda dei Sinti Veneti, la sentenza il 18 di ottobre a Padova. 26 anni di carcere in totale per la banda di Sinti responsabili di assalti ai bancomat avvenuti nel 2019 in provincia di Padova. La sentenza per i 3 è prevista il prossimo 18 ottobre. Gli imputati sono i vicentini Mike Gabrielli, 47 anni, di Rosà, tra le altre cose rapinatore, che era nella banda che assaltò la gioielleria Piras di Abano, finita con l'uccisione di un bandito del titolare Gianfranco Piras. Per lui sono stati chiesti 9 anni, così come per Davide Gabrielli Massaroni, 42
52 anni sempre di Rosà, e il trevigiano Franco Battistuti, 56 anni, di Trevignano, per il quale invece sono stati chiesti 8 anni. Una ventina i colpi che vengono contestati ai 3 sinti, avvenuti tutti nel 2019, a Fontaniva, a Sarmela di Rubano, ma anche nel Veronese, nel Bresciano e nel Mantovano. Colpi che avrebbero fruttato in pochi mesi un bottino di oltre 250.000 euro. Durante gli assalti venivano utilizzate auto rubate, armi ed esplosivo. Valentina Visentin, sentiamo anche Francesco Rattai sui controlli antidroga in stazione a Padova da parte della polizia. Vediamo com'è andata. Scappato dal centro per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo, dove era stato trasferito dopo il provvedimento del questore di Padova Marco Dorisio, è tornato in città a spacciare. I poliziotti della squadra mobile lo hanno nuovamente bloccato in zona stazione mentre stava cercando nuovi clienti. Un 25enne tunisino è stato arrestato perché trovato con 9 dosi di cocaina e oltre 400 euro in contanti. Lo straniero è stato avvistato vicino al sottopassaggio della stazione mentre cercava di avvicinare potenziali acquirenti. Quando è stato perquisito, gli agenti hanno trovato droga e soldi e lo hanno portato in questura, dove è stato arrestato in attesa del rito direttissimo che ieri mattina ha stabilito il suo nuovo trasferimento al CPR di Gradisca di Sonzo. Lunedì sera, sempre in stazione, una pattuglia della Polfer, intervenuta per una lite tra 3 persone, ha bloccato 2 uomini originari del Marocco pregiudicati. Nelle loro tasche hashish e un coltellino serramanico. Servizio di Francesco Rattai. Oggi in regia Francesco Ceron e Italo Morao. Saliamo nuovamente sull'altopiano di Gaglio da altopiano di Asiago e andiamo a Gaglio, dove c'è Vanessa Banzato con l'operatore Alessandro Costacurta e la sindaca di Gaglio. A te Vanessa. Sì, direttore, siamo riusciti appunto a raggiungere la sindaca Marinella Sambugaro che ha seguito passo passo questa terribile vicenda. Tra l'altro lei diceva che ha visto in diretta quello che è successo ieri. Sì, ieri pomeriggio l'ho visto in diretta, ho sentito il boato, ho visto le fiamme, sono corsa sul luogo per portare il mio sostegno e quello dell'amministrazione. Una tragedia perché purtroppo è una persona, non sappiamo ancora se è stato ritrovato il corpo o no, perché non ci dicono niente, è tutto sotto sequestro, quindi le notizie non trapelano. E noi quello che possiamo dare è il sostegno alla famiglia, ai familiari, ai figli, perché sono 2, e alla moglie, che adesso sono ospitati dai cognati, e tutta la comunità si stringe attorno al dolore di questa grande famiglia. Come sindaco sono orgogliosa della comunità di Gaglio perché tutti hanno dato supporto e sostegno ai familiari, tutti hanno fatto qualcosa, hanno dato supporto anche ai vigili del fuoco, ai carabinieri che erano presenti, alla Guardia di Finanza, e ci siamo uniti come comunità perché il dottor Rossato era una persona conosciutissima, non solo a Gaglio perché abitava, ma era conosciuta perché era al servizio dell'ASL di Asiago, e quindi era una persona speciale a cui tutti abbiamo voluto bene, e quindi ci siamo stretti attorno a questa famiglia, e in questi momenti abbiamo dimostrato di essere una vera comunità. Tra l'altro, direttore, proprio nelle ultime ore si è verificato un ulteriore boato, è stato avvertito un ulteriore boato proprio qui a Gaglio, e si è trattato, sindaca, di una scossa di terremoto. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 a 2 chilometri da Gaglio, infatti si è sentita più verso ad Asiago che non qua. Le persone si sono spaventate naturalmente per quello che è accaduto ieri sera, però non ha correlazione tra quello che è avvenuto ieri sera e il magnitudo di oggi. Quindi speriamo che sia finito e andiamo avanti. Adesso è tutto in sicurezza, quindi non c'è niente da aver paura, e aspettiamo comunicazione anche per il metano per quando ci sarà. Perché ancora? Perché è ancora chiuso, ci sono famiglie che non hanno il metano e quindi non possono scaldarsi e far da mangiare, e adesso decideranno cosa e come farsi, i tempi e tutto quanto. Ecco. Adesso sono i vigili del fuoco, ci sono gli operai del comune che stanno lavorando per il gas, c'è Ditte il Gas, faremo un tavolo di confronto e ci confronteremo sul da farsi, sulle prossime ore cosa fare. Tra l'altro hanno controllato anche le abitazioni vicine, fortunatamente non c'è stata nessuna
ripercussioni? No, non ci sono danni, non ci sono danni neanche alle persone, neanche a chi lavorava, e quindi nella tragedia possiamo dire che non si dice fortunati, però nella tragedia non è successo danni maggiori, ecco, queste sono le parole più migliori da dire. Ecco, tra l'altro qua c'è un massiccio spiegamento anche di carabinieri, guardia di finanza e quant'altro, perché bisogna anche risalire alle responsabilità. Sì, e anche alle cause, capire come è successo il danno, perché si è fatta un'ipotesi, però bisogna studiare bene come si è evoluto questo enorme danno, e anche perché c'è una vittima, insomma, e quindi bisogna capire bene cosa è successo. Insomma, direttore, un'intera comunità che si stringe attorno alla famiglia di Luigi Rossato, questo tanto amato medico che si è spento a 72 anni in questa vera e propria tragedia. Da Gallio è tutto, ti ricedo la linea. Vanessa Banzatto, Alessandro Costacurta, l'operatore, grazie alla sindaca di Gallio. Vediamo una notizia dal Corriere del Veneto, una notizia che riguarda una bambina, una ragazzina, Beatrice, che è morta a 14 anni. E noi l'avevamo seguita molto, la storia di Beatrice a Bassano del Grappa, l'avevamo aiutata a superare delle barriere architettoniche, avevamo fatto una battaglia per lei. E purtroppo è morta, e la notizia è che la mamma sarà processata per omicidio colposo. Era deceduta nella notte del 26 giugno del 21 perché il respiratore a cui era attaccata ha smesso di funzionare. Il giudice di Vicenza ha deciso per il rinvio a giudizio. La difesa parla della madre non colpevole. Invece è colpevole di omicidio l'uomo che è stato arrestato in Venezuela, il vicino di casa di Vincenza Saracino. Era stato lui a trucidarla in un casolare abbandonato. Ha fatto impressione il nostro servizio, in cui si vedono la vittima e il suo carnefice tranquilli parlare girando in bicicletta. Il servizio di Daniela Sizzia. 2 luglio, ore 17:53 e 43 secondi. Luigi Nasato intercetta Vincenza Saracino dopo averla attesa per 1 ora e mezza all'incrocio tra via San Vitale e via Maleviste. Sono gli ultimi istanti di vita della donna prima dell'orrore. I fotogrammi delle telecamere pubbliche e private, fondamentali per le indagini, riprendono passo dopo passo quei momenti drammatici. Ore 17:53, 47 secondi. La vittima e il suo assassino percorrono la strada in bici, lei davanti, lui dietro. Enza non sembra sospettare nulla. Ore 17:58, continuano lungo la strada, parlano tranquillamente come nulla fosse, ma lui sta già pensando di attirarla in quella che poi si trasformerà in una trappola mortale. Questa è l'ultima immagine di Vincenza prima dell'efferato delitto. Poco dopo la donna entra nel cortile del casolare. 10 minuti, tanto basta al suo assassino per ucciderla barbaramente. Dopo averla colpita con diversi pugni in faccia, estrae il coltello che si è portato dietro, le sferra 5 colpi in faccia, sul collo. La cinquantenne è a terra esanime. Sono le 18:10. Da quel casolare esce solo lui. Luigi Nasato, italo-venezuelano, in sella alla sua bici torna come nulla fosse a Vedelago, dove è ospite da alcuni cugini. Il giorno seguente si fa portare all'aeroporto di Venezia, in mano un biglietto per il Venezuela con tappa a Madrid, dove da qualche tempo lavorano i genitori con il fratello minore. In Spagna si ferma per una decina di giorni, poi il viaggio verso il Venezuela. Il 32enne pensa di essere al sicuro dopo aver massacrato Vincenza, ma la sua fuga dura poco. Venerdì scorso, a casa del nonno, dove il giovane abita, arrivano gli uomini dell'Interpol. Per lui scattano le manette. Per ora l'accusa è omicidio volontario aggravato da futili motivi, ma non si esclude che possano contestargli anche la premeditazione. L'assassino della porta accanto, lui aveva vissuto per anni vicino alla vittima. I contrasti che c'erano stati non avevano una sostanza importante, ecco, non c'erano motivi particolarmente economici né relazioni sentimentali, e quindi non si capisce bene perché, ma le telecamere danno un quadro abbastanza
abbastanza netto di come si sono svolte le cose. È partito l'iter per richiedere l'estradizione di Nasato. Ora bisognerà attendere la risposta delle autorità venezuelane. Solo lui potrà raccontare cosa lo ha spinto ad uccidere Vincenza e soprattutto con quale pretesto l'ha tirata fino al casolare abbandonato. Fra le ipotesi, quella che lui potesse considerare la donna responsabile di essersi intromessa nelle sue vicende personali e familiari. Una personalità, quella del 32enne, disturbata, problematica. Ha nascosto le sue intenzioni, la sua pericolosa follia, parlando con Vincenza prima di ucciderla senza pietà. Terribile, sembra un film dell'orrore. Passiamo dalla violenza degli uomini alla violenza del tempo. È prevista un'ondata particolarmente, si prevede che possa essere anche molto dannosa in Friuli Venezia Giulia, e andiamo subito dall'intabarrato Omar Costantini. Ti vedo pronto ad affrontare la tempesta. Sì, grazie direttore per la linea. Siamo a Povoletto, proprio nell'Interland orientale udinese. Questa situazione da qualche minuto si è messo a diluviare nel vero senso della parola, però chiaramente c'è un'allerta meteo, come ha detto lei giustamente prima di passarmi la linea, dalle 9 di questa mattina fino alle 12 di domani, giovedì 3 ottobre. Si prevedono forti nubifragi nella fascia orientale del Friuli, proprio a cavallo tra il Friuli e la Slovenia, anche lungo la fascia isontina, dunque la provincia di Gorizia e verso Trieste. Possibili mareggiate lungo la costa con allagamenti possibili in quel di Grado e di Lignano. Sotto osservazione i fiumi principali, da segnalare che l'Isonzo all'idrometro di Gradisca d'Isonzo segnava intorno alle 11:40 5 metri e 2. Questa era la situazione per quanto riguarda l'Isonzo. Gli altri fiumi al momento sono tutti sotto livello di guardia, chiusi i guadi sia sul torrente Torre sia sul torrente Malina, pronti in caso di intervento Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Da Udine è tutto, a voi la linea. Grazie Omar, grazie, dammi del tu che siamo colleghi. Andiamo subito da Valentina Visentin invece nel Padovano, perché ci sono notizie che riguardano il ponte di Volta Barozzo. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore. In questa giornata appena ripreso a piovere anche qui a Padova, vi mostriamo a che punto è arrivato il varo del ponte di Volta Barozzo, che è una delle opere più imponenti lungo la seconda linea del tram, quella appunto che collegherà Volta Barozzo alla stazione. È quasi completata la posa del ponte, lo vedete che è arrivato nel punto opposto dell'Argine, da cui era partito il 16 di settembre, quindi tra pochi giorni dovrebbero concludersi le operazioni di questo che è il cantiere sicuramente più visibile della seconda linea del tram. Cantieri che ovviamente in questa giornata di maltempo hanno creato anche alcuni disagi alla viabilità. Questa mattina nelle ore di punta verso le 7:30-8 si sono registrati momenti di passione per gli automobilisti, perché in molti oggi hanno scelto la macchina per spostarsi in città visto il maltempo e le piogge che hanno già cominciato a scendere, quindi si sono registrati parecchi disagi, in particolare lungo le strade del quartiere Stanga, in prossimità della rotonda del Fagiolo, dove ci sono state code, ma si sono registrati anche rallentamenti lungo la tangenziale. Ovviamente disagi che sono fisiologici a questi cantieri che corrono per realizzare l'opera. La seconda linea entro il 2025, la terza linea, quella che collegherà Vigonza, Padova e Rubano, entro il 2026, perché è interamente finanziata da fondi PNRR, e quindi cantieri che in queste giornate stanno creando alcuni disagi alla viabilità. Di questo se ne è occupato anche un sondaggio che è stato richiesto dalle categorie economiche padovane in sofferenza per questa viabilità, anche se da questo sondaggio è emerso che comunque c'è fiducia e volontà da parte dei cittadini di veder realizzato il tram. La richiesta dunque che fanno le categorie economiche all'amministrazione comunale padovana è quella di pianificare i cantieri in modo tale da creare il minor impatto possibile, il minor disagio possibile per la città. Io vi restituisco la linea e vi lascio con i risultati di questo sondaggio che è stato presentato ieri nella sede Ascom di Padova.
Il dito puntato non contro l'opera, che di per sé viene vista favorevolmente, ma per i lavori, cantieri che stanno impattando fortemente sul traffico e che dovrebbero essere pianificati meglio di concerto con le attività economiche e i cittadini. Questo è in sintesi il frutto di un sondaggio richiesto da Ascom sulla realizzazione delle 2 nuove linee del tram. Un sondaggio condotto su un campione di 700 cittadini e 400 commercianti tra luglio e settembre, realizzato da Formal Research di Pierluigi Ascani. Comunque c'è soddisfazione per il fatto che Padova si sta dotando di una nuova linea tranviaria, indipendentemente dall'impatto che i lavori potranno avere. Lo dice il 73,7%. Alla soddisfazione dell'opera, di ciò che l'opera significherà al termine dei lavori, però corrisponde un aumento del senso di insicurezza nel corso degli anni che occorreranno per fare l'opera. Molti residenti infatti hanno dichiarato che in questi mesi di lavori si stanno orientando verso i centri commerciali, fuori dal perimetro dei cantieri o prediligendo l'e-commerce. Questa indagine che adesso la stiamo vedendo sta mettendo in risalto quali sono le grosse difficoltà che la città sta avendo con i lavori del tram, non con il tram per se stesso, perché sono convinto e sono sicuro che il tram è un elemento di trasporto di massa che porterà parecchio beneficio alla città, però i lavori stanno mettendo a dura prova e quando un negozio chiude non riapre più. In vista dell'inverno e del Natale, i commercianti chiedono una pianificazione dei prossimi cantieri o una pausa durante le festività. Bisognerà senz'altro nel periodo natalizio liberare le strade dai cantieri. Questo non so se sarà possibile o fattibile, però sarà una proposta. Secondo, dovremo trovare parcheggi alternativi per capire come fare arrivare la gente in città. Cioè non dobbiamo respingere, ma bensì dobbiamo essere attrattivi. Dovremo individuare parcheggi nuovi, se sono un po' più lontani mettere dei policini perché la gente usufruisca e arriva con comodità in città. Allora, vediamo il primo giorno di servizio per Alessandra Simone, che è il nuovo questore di Treviso. Tra le sue priorità ci sono il contrasto ai maltrattamenti in famiglia, la questione baby gang e la collaborazione con i cittadini. Ha diretto la questura di Savona negli ultimi 2 anni e mezzo e nella sua carriera spicca un forte impegno sul fronte del contrasto alla violenza di genere e degli abusi sui minori. Alessandra Simone, nuovo questore di Treviso, ha ideato infatti il protocollo EVA utilizzato dai poliziotti nel primo intervento in caso di maltrattamenti in famiglia e il protocollo Zeus con il decreto di ammonimento del questore per stalking, maltrattamenti e cyberbullismo. I 2 protocolli sono stati adottati dalla polizia a livello nazionale. Esiste uno strumento importante di prevenzione nell'ambito delle violenze domestiche che è l'istituto dell'ammonimento del questore, che comporta la possibilità di intervenire al primo schiaffo, anzi oggi grazie a delle modifiche legislative importanti anche prima del primo schiaffo, alla prima minaccia, e far sì che interrompendo il ciclo della violenza non si arrivi ai purtroppo tristissimi femminicidi. La violenza domestica è un problema di tutti, della collettività. Chissà, può far intervenire le forze dell'ordine protetto dall'anonimato. Il questore sa che a Treviso dovrà affrontare anche la questione delle baby gang. Io parlerei di disagio sociale dei giovani, di un disagio sociale diffuso e generalizzato a tutte le province d'Italia, col quale sicuramente dobbiamo confrontarci. Per questo assicura che dialogherà con i ragazzi, ad esempio attraverso una serie di visite nelle scuole trevigiane, e poi porte degli uffici della questura sempre aperte per i cittadini. Con loro bisogna collaborare e dare risposte. Punto sulla prevenzione e faremo di tutto per prevenire. E se i cittadini, che sono i nostri occhi e le nostre orecchie, collaborano e si apre un rapporto di dialogo costruttivo, sicuramente faremo un salto di qualità. Una scritta Tourist Go Home, turisti tornatevene a casa, è stata scoperta sul grande masso
nel quale erano state scoperte 2 impronte di dinosauro sul versante meridionale delle 3 cime di Lavaredo. La zona è a metà strada tra il rifugio Auronzo e il rifugio Lavaredo. La scoperta dello sfregio è stata fatta da Moreno Pesce, alpinista e atleta paralimpico di origine veneziana. Pesce ha scoperto la scritta durante una camminata di allenamento e amareggiato. Ha diffuso un video che vi facciamo vedere. Preferisco non commentare, ma il sasso dove c'è anche l'impronta fossile, imbrattato così, e non è una sana montagna. Mi spiace. Amaro sta cosa. Proprio alle 3 cime un risveglio non bello. Davvero anche non risparmiano nulla i vandali. Adesso vi faccio ascoltare, riascoltiamo un vecchio brano di Claudio Baglioni che era stato dedicato ad Agordo e poi vi spiego perché. Ai fianchi a nodo stretta la mia maglia e poi vado al colpo risalendo quel pendio e tiro sui calzoni troppo lunghi per andare a cercare funghi in un posto che so io, e dopo una scorbacciata di mirtilli fare le boccacce ai polli con la lingua tutta blu, rubare le pannocchie a un contadino e nascondersi tra il fieno, ora non mi becca più. Poi scendo da lassù, a precipizio giù, seduto su un cartone a scritte blu, un bimbo che sta lì, mi guarda un po' così e poi di corsa fugge via e guardo casa mia. Bianco e niente più, ed io sto bene qui, ad Agordo è così, ad Agordo è così. Ad Agordo è così sono le parole e musica di Claudio Baglioni. E ad Agordo è stato operato il figlio Giovanni, che è un musicista, è un bravissimo chitarrista che segue le orme del padre. È stato operato nell'ospedale di Agordo per calcoli renali e ha ringraziato moltissimo i medici e gli infermieri, ha detto mi sono trovato benissimo, e Luca Zaia ha ringraziato a sua volta Giovanni Baglioni per la riconoscenza nei confronti del personale ospedaliero, dicendo anche che in Veneto appunto tutti vengono curati molto bene, molto attentamente, anche se non portano cognomi famosi come quello di Giovanni Baglioni. Andiamo in pubblicità con Francesco Ceronna e Francesca Pezzo. State con noi, ci vediamo tra un paio di minuti. Domani è un giorno importante per l'autonomia differenziata, perché il presidente Zaia sarà dal ministro Calderoli con gli altri 3 governatori che hanno chiesto la riforma e quindi l'applicazione della legge Calderoli. Si discuterà delle 9 materie che potranno essere ottenute dal Veneto e dalle altre regioni senza che prima vengano definiti i LEP. Vediamo i particolari. Sono 5 regioni che hanno ricorso contro la legge nazionale. Noi pensiamo di essere parte lesa, perché se dovesse saltare la legge nazionale sicuramente si attacca all'autonomia e penso che questo sia corretto, difenderla fino in fondo. Andremo a Roma ad ascoltare il Ministro, ad ascoltare il piano e i progetti che ci sono nei cronoprogrammi per i prossimi mesi, per le prossime settimane, sapendo che in questa fase possiamo eventualmente discutere solo all'interno delle prime 9 materie delle 23. Quello del 3 ottobre a Roma col Ministro Calderoli sarà anche l'occasione, ha specificato il governatore veneto, per iniziare a entrare nel vivo della discussione sull'autonomia. La Regione ha già un dossier da presentare. Siamo pronti con un dossier materia per materia per dire
cosa vorremmo chiedere, dopodiché si capirà anche quanti saranno le materie, di cosa discuteremo, ma di certo assolutamente con la massima serenità e trasparenza in questa operazione. Per quanto riguarda invece le dichiarazioni del vice premier Tajani sul fatto che il commercio con l'estero debba restare fuori dall'autonomia regionale, Zaia commenta. Penso che l'occasione sarà nel vedere nero su bianco quali saranno poi queste funzioni, non sono materie trasferite ma funzioni delle materie, e quando si vedranno scritte le funzioni probabilmente tutti rivedranno le proprie posizioni, perché stiamo parlando di un progetto corretto e rispettoso della libertà di tutti. Per l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, le dichiarazioni di Tajani sono di una gravità inaudita, così come definisce assolutamente inaccettabile la richiesta del presidente della regione Calabria Occhiuto di fermarsi sull'autonomia differenziata. Sono tutti elementi, continua Marcato, che mi fanno pensare a un cambiamento di pelle di Forza Italia, che non è mai stata autonomista. Nel corso del punto stampa a Palazzo Balbi, il Presidente ha parlato del raduno di Pontida il prossimo 6 ottobre. In questi giorni al centro di polemiche per la presenza del premier ungherese Orbán e del leader dei sovranisti olandesi Wilders. Siamo sempre in gran numero, visto e considerato che siamo tanti, quindi riusciamo sempre a riempire il palco. È importante che ci sono due grossi temi, c'è quello dell'autonomia, che è un percorso che noi abbiamo fatto ma a beneficio di tutto il Paese, cioè non è un percorso relegato a un contesto della politica del nostro movimento, e dall'altro c'è il tema dell'open arms e del fatto che c'è un processo aperto a Salvini in qualità di ex ministro degli interni, e quindi penso che si parlerà anche di questo. Mario Conte è stato rieletto presidente dell'ANCI, l'associazione che riunisce i sindaci del Veneto, e non le ha mandate a dire con altri sindaci sui tagli ai comuni e su altri problemi dei primi cittadini, ma soprattutto ieri ha tuonato contro la lentezza dei lavori per il restauro della stazione ferroviaria, accusando direttamente RFI per questi lavori fermi in stazione. Ma ricordo che siamo già pesantemente in ritardo, cioè RFI è in ritardo di quasi 2 anni sul cronoprogramma, e poi ho riscontrato tutta una serie di criticità, dal degrado alla sporcizia, mancano le panchine e i cestini sulle banchine, insomma una stazione indecorosa di cui io mi vergogno, gliel'ho detto anche telefonicamente ai vertici di RFI. Non è una semplice arrabbiatura quella di Mario Conte. Treviso, fa intendere senza tanti giri di parole, non merita un cantiere pressoché fantasma in quella che è, accanto all'aeroporto Canova, la sua porta d'accesso. Da qui il messaggio inequivocabile. E ho chiesto un incontro urgente ai vertici di RFI perché in occasione dell'ultimo sopralluogo fatto personalmente ieri ho riscontrato che in un cantiere da 20 milioni di euro c'erano presenti 6 operai che quindi non riescono certamente a garantire il cronoprogramma. I lavori dovrebbero ultimarsi nella seconda metà del 2025, ma la sensazione di stallo inquieta. Sullo sfondo, tra l'altro, ci sono anche le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con il capoluogo della Marca che sarà snodo importante verso le Dolomiti. L'obiettivo di questo incontro è proprio chiedere garanzie ufficiali e formali da parte di RFI, ma molto prima delle Olimpiadi, nel senso che stiamo crescendo in modo importante da un punto di vista turistico e non mi va che coloro che vengono a vedere le bellezze di una città vengano accolte da una stazione in queste condizioni. Il principio è semplice: accelerare il cantiere in un quadrante già caldo della città può disinnescare situazioni difficili. Ma degrado porta degrado, pulizia porta pulizia. Ecco, noi siamo per la pulizia, ci stiamo impegnando anche col settore lavori pubblici per rendere quanto più armoniosa la presenza di questo cantiere da un punto di vista della viabilità, degli attraversamenti pedonali, però serve un cambio di marcia da parte di RFI. Intanto i lavori procedono lentissimi, mentre il traffico scorre pesante. Accelerare la richiesta di tutti. Prendo il treno e in effetti il cantiere è fermo. Ma sono un po' lenti, sì, sono un po' lenti, un po' troppi mesi che sono qua. Speriamo bene che si decidano a darsi una mossa. E non c'è ombra di cantiere nel teatro bassanese all'Astra, c'è ancora l'enorme voragine nella copertura del vecchio teatro.
Il 1° agosto avevamo lasciato il Teatro Astra così, con una parte della copertura del tetto strappata dal vento e il tetto stesso con i suoi buchi esposto alle intemperie. 2 mesi dopo lo ritroviamo così. Le immagini ricordano e probabilmente superano per gravità quelle del primo collassamento del giugno 2021, con una nuova voragine al posto di un'ampia porzione del tetto dello storico edificio del centro cittadino. Le aree sofferenti hanno alla fine ceduto alla pioggia e al vento di questi 2 mesi e tutto è piombato nel cuore ormai vuoto e spento del teatro. Travi, coppi, legno, malte, pietra si sono aggrappati alla speranza finché hanno potuto, poi tutto è andato giù, quasi certamente in una delle nottate di maltempo delle ultime settimane. L'ennesima spallata al vecchio teatro fa male ai bassanesi che per molto tempo hanno accarezzato l'idea di poter sentire ancora i passi e le voci risuonare da quel palco e di potersi accomodare di nuovo in platea per vedere quel sipario alzarsi. Anche solo per una volta ancora. Invece ogni giorno, ogni crollo, ogni occasione persa relega nel mondo dei sogni l'ipotesi di una riapertura o anche solo di un restauro. Una situazione che peserà di sicuro nel percorso di condivisione con la città delle proposte per il nuovo teatro, dato che l'Astra è già stato bocciato da relazioni e consulenze per alcune vistose carenze strutturali. Intanto l'amministrazione non può che prendere atto di quanto sta accadendo nel cuore della città. La situazione è veramente disastrosa, sicuramente un immobile che è dei privati ma che merita sicuramente una riqualificazione e un futuro diverso. È chiaro che poi quando si parla di teatro si apre invece una finestra di confronto con la città e in maggioranza con le parti politiche su quello che è il tema del teatro cittadino. Teatro o non teatro? Questo è il dilemma, viene da dire parafrasando uno che di teatro appunto ne sapeva. Il rischio è che a forza di farsi domande non rimanga più nulla su cui farle queste domande. Servizio di Ferdinando Garavello e sono partiti i lavori di restyling del ponte di Valstagna. Rimarrà chiuso fino a primavera, sono ovviamente disagi per i cittadini costretti a fare il giro per il ponte di Campolongo. All'Opera Vastagna, dove questa mattina sono iniziati i lavori di restyling del ponte Rialto. La struttura presentava diverse criticità, la carreggiata ridotta, un percorso pedonale poco sicuro e il parapetto non più a norma, problematiche che hanno spinto l'amministrazione comunale ad avviare il progetto di ristrutturazione. Sarà un cantiere molto impegnativo, anche perché ricordiamo che sotto passano tutti i sottoservizi possibili e immaginabili. Un'opera da 1.800.000 euro finanziata con fondi del Comune. L'intervento consiste essenzialmente nella demolizione della sovrastruttura esistente, lasciando il manufatto in pietra integro, nel passaggio di tutti i nuovi sottoservizi e nel rifacimento della soletta con marciapiedi e carreggiata a norma. L'intervento prevede l'allargamento del ponte con il posizionamento di una struttura in metallo. Sarà un elemento esterno sottoposto ai vincoli dettati dalla sovrintendenza come colorazione e finiture che richiamerà lo stato di fatto, però sarà realizzato in acciaio e con le dimensioni adeguate. Intanto i disagi per la popolazione si fanno sentire. Questa signora abita a Carpanè e per arrivare a Vastagna, distante poche centinaia di metri, è costretta a fare il giro per Campolongo. Quanti chilometri deve fare? Non so, saranno 5-6, non so. E proprio per andare incontro ai cittadini, il Comune ha messo a disposizione un bus navetta. Siamo organizzati con una corsa di pullman che farà il giro 3 volte alla mattina, 2 volte nel pausa pranzo e 3 volte alla sera. Farà un circuito che parte qui da Vastagna, va fino alla stazione di Carpanè, poi la stazione di San Nazario e la piazza di Campolongo. Il ponte resterà chiuso per diversi mesi, sicuramente fino a primavera. La riapertura totale potrebbe essere ad aprile, un'opera necessaria, dicono anche i residenti. Il ponte ha bisogno di un buon ribaltamento. Ero 6 mesi sperando che non piova e ghiaccio, altrimenti sono guai. Grande disagio, però se devono fare i lavori potremo pazienza. È morto Giampiero Moro, ex comandante della polizia locale di Cadoneghe, che era rimasto coinvolto nella querella riguardante gli auto Velox da 60.000 multe.
Lottava da tempo con gravi problemi di salute, tanto da non riuscire mai a presentarsi in aula durante le udienze del processo aperto dalla Procura dopo il caso degli autovelox killer lungo la strada regionale 307 del Santo. Non ce l'ha fatta Gianpietro Moro, ex comandante della polizia locale di Cadoneghe. Ad agosto era stato travolto dal caso autovelox, 58.000 multe, cittadini in proteste, sit-in per mesi, fino all'annullamento deciso dal sindaco Marco Schiesaro. Moro, morto oggi, era stato da subito coinvolto e rinviato a giudizio con un secondo agente per falso ideologico e in seguito anche concussione. Nel mirino della procura l'iter che aveva portato all'installazione dei 2 misuratori di velocità. Andato in pensione poco dopo lo scandalo, Moro si era sempre dichiarato innocente rispetto alle accuse che gli erano state mosse. I 2 giovani che sono morti la scorsa settimana mentre andavano a scuola, domani a Campodarsego, l'addio alla 17enne Sofia Gambato, venerdì a Mestrino l'ultimo saluto al 18enne Alessandro De Marchi. Un filo invisibile continua ad unire Sofia Gambato e Alessandro De Marchi, gli studenti morti in 2 diversi incidenti stradali mentre stavano per entrare in 2 istituti superiori di Padova. Tutta Campodarsego si fermerà domani per l'addio a Sofia. Aveva 17 anni, una vita pronta a sbocciare. Stava per entrare nella succursale di via Belzoni del liceo artistico Selvatico sabato 21 settembre di primo mattino, quando un'auto l'ha investita mentre attraversava la strada. Dopo 5 giorni di lotta, il suo cuore si è fermato giovedì scorso e sempre di giovedì, il 3 ottobre, la famiglia e gli amici la saluteranno nella chiesa dedicata a Santa Maria Assunta alle 15:30. Il saluto ad Alessandro De Marchi sarà alla stessa ora, a qualche chilometro di distanza, nella chiesa di San Bartolomeo a Mestrino, nella giornata di venerdì 4. Qui si ritroveranno la famiglia e gli amici dello studente 18enne morto martedì della scorsa settimana volando dalla moto davanti all'istituto Scalcele di Via Cave nello scontro con un altro centauro. La passione per le moto, la disponibilità e il sorriso. Ci saranno anche tutti i suoi compagni di classe della quinta e dell'istituto Marconi in chiesa, stretti come gli amici e compagni di Sofia in un dolore difficile da raccontare. In una cascina a Monte di Malo, un laboratorio con 3 piani per la coltivazione e la produzione della marijuana, operazione della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro dell'intero immobile e anche a un arresto. Una cascina nei pressi di Monte di Malo adibita a laboratorio per la coltivazione, essiccazione e confezionamento di decine di chili di marijuana è stata scoperta e sequestrata dalla Guardia di Finanza di Vicenza nel corso di un'operazione antidroga nell'Alto Vicentino. Sequestrati 90 chili di marijuana, di cui 30 già pronti per essere confezionati e messi sul mercato. La particolarità era che si trattava di un vero e proprio laboratorio di produzione, coltivazione, sistemazione, confezionamento della droga all'interno di una cascina su 3 piani, gestita secondo le nostre prime ricostruzioni da un soggetto di nazionalità albanese che è stato tratto in arresto su disposizione della Procura della Repubblica di Vicenza, che ha coordinato tutta l'attività, tra l'altro anche irregolare sul territorio dello Stato. La particolarità, dicevo, che ci ha molto preoccupato, ci ha spinto poi a agire nell'immediatezza, era che la cascina, essendo stata adibita a questo tipo di attività illecita, aveva tutta una serie di impianti anche di elettrici, di ventilazione, per la coltivazione, di illuminazione anche delle piante, particolarmente complesso e fuori norma, quindi con mancante di minimi requisiti di sicurezza. La perquisizione dell'edificio ha portato i finanzieri a scoprire 3 interi piani adibiti alla produzione di marijuana con apposite modifiche murarie volte a rendere gli spazi idonei alla coltivazione, essiccazione e confezionamento dello stupefacente, anche attraverso l'installazione di un impianto di ventilazione, umidificazione, irrigazione e illuminazione. Il sistema era alimentato da quadri e cavi elettrici rudimentali e privi di misure di sicurezza. In questi casi l'attività informativa è fondamentale. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Vicenza avevano già dei sospetti sul soggetto che stavano seguendo da qualche giorno, poi hanno avuto anche conferma da alcune attività informative fatte sul posto a Monte di Malo.
ad aver notato e segnalato la cosa anche alcuni cittadini allarmati dal viavai sospetto nella cascina apparentemente abbandonata. È fondamentale che ci sia un affiancamento tra popolazione, forze dell'ordine ed amministrazione proprio per capire ogni singolo messaggio che possa aiutare a sgominare determinate situazioni. Ringrazio chi ha aiutato, chi ha collaborato in questa operazione. E una piantagione di marijuana è stata scoperta in un bosco dai carabinieri antidroga a Susegana. La marijuana me la fumo, la coltivo a uso personale, stavo facendo scorta per l'inverno. Davanti al giudice si è giustificato così: una scorta per l'inverno, quelle quasi 100 piante di marijuana trovate dai carabinieri nel bosco vicino casa di proprietà della madre. Difficile credergli. Arresto convalidato e domiciliari con braccialetto elettronico. Lui è un 44enne di Susegana, disoccupato, già conosciuto perché vicino agli ambienti legati al mondo degli stupefacenti e per questo motivo tenuto sotto osservazione da qualche giorno. Venerdì scorso è stato sorpreso dai militari mentre annaffiava tranquillamente alcune piante di marijuana coltivate nel bosco. Una volta rientrato a casa, il sospetto è stato perquisito. Nella sua abitazione c'erano 650 grammi di marijuana, circa 100 grammi di infiorescenze essiccate, nonché 23 piante di marijuana in essiccazione. Ma la piantagione vera e propria si trovava in mezzo al verde, 98 piante di marijuana dell'altezza di circa 2,5 metri. Servizio di Nicola Zanetti. Intanto i sindaci dei comuni iberici colpiti dall'ultima bomba d'acqua sono andati dal prefetto. Il presidente della provincia Andrea Nardin ha chiesto al governo fondi speciali per la manutenzione della rete idrica secondaria di scolo dei territori colpiti. Sulla rete primaria la Regione ha fatto investimenti importanti sulle casse di espansione, si rendono ora necessari altrettanti investimenti per la rete secondaria, che è quella che ha creato problemi in questo periodo, quindi sono straripamenti principalmente di rete secondaria. In sintesi è questo il messaggio che i sindaci dei comuni alluvionati intendono fare capitare al governo attraverso l'incontro con il prefetto. Serve snellire la burocrazia degli interventi d'emergenza, servono fondi straordinari prima possibile per completare il piano regionale di messa in sicurezza del Tesina, ancora sprovvisto di bacini di laminazione. Servono soprattutto fondi per l'adeguamento della rete idrica secondaria di scolo che con le bombe d'acqua sempre più frequenti non è più in grado di reggere gli effetti del cambiamento climatico. Necessario inoltre rivedere l'entità degli investimenti per le manutenzioni, a cominciare da quelli a disposizione della Forestale per la pulizia degli scaranti. Per la manutenzione ordinaria degli scaranti dei colli iberici avevano a disposizione come sezione loro 100.000 euro. Voi capite che con 100.000 euro servono mezzi speciali, servono macchinari, servono dotazioni sia di persone specialistiche e anche per poi lo smaltimento e l'alloccamento dei detriti che ne derivano. Servono milioni di euro, questo è indubbio. La quantificazione economica precisa verrà redatta in queste ore, però in questo momento qua c'è la necessità di avere risposte concrete e immediate. Serve un commissario? Certamente sì, non è possibile che per pulire un alveo e per tirar fuori magari per esempio 15 metri cubi di ghiaia le dobbiamo deporre, dobbiamo fare il certificato roccia, terra a scavo, e se il cittadino medio viene lì, ti fa una denuncia, avere un procedimento penale perché si sono stoccati dei materiali provvisori. Il piano regionale prevede un bacino di espansione a Meda e un bacino di espansione a Sandrigo e Breganze. Quello di Sandrigo e Breganze è stato approvato, però in questo momento è sotto la lente del giudice del Tribunale Superiore delle Acque. E per quanto riguarda il bacino di Meda bisogna finanziarlo. Perché? Perché per mettere in sicurezza il territorio occorre laminare 14 milioni di metri cubi d'acqua. La tragedia del bus di Varago nella Marca trevigiana, una delle pagine più dure e drammatiche della storia di questo territorio. Era il 1° ottobre del 1984, le vittime furono 7, siamo andati sul posto in cui avvenne la tragedia con uno dei sopravvissuti, Michele Casellato. L'ha aperta come una scatoletta di latta, diciamo, ecco. E ricordo che dentro la corriera non si aprivano le porte. Beh, prima di tutto una bomba di vetri, di tutto, non si è più visto niente. Io ero verso il retro e le porte non si aprivano e tutti urlavano aprite, 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 ma le porte. Allora c'è chi è uscito a scappare davanti, chi saltava dalla parte tagliata, diciamo, del rimorchio. E siamo usciti, vabbè, eravamo bambini di 14 anni.
Bambini, ragazzini, piombati di colpo nell'orrore. C'era una generazione intera nella corriera che 40 anni fa venne sventrata dal rimorchio di un camion. 7 le giovani vittime per una tragedia che ha segnato la storia della Marca. Ore 13:15, 1 ottobre 1984, via Trevisana, Varago. La strada non è quella di oggi, la careggiata è stretta e c'è anche una curva addolcita nel tempo. Pochissime le case, la collisione è terrificante. Michele Casellato era su quel pullman, ne è uscito indenne per un gioco di impalpabili coincidenze. E sono salito all'Angenigo, all'uscita delle scuole, nella corriera era piena zeppa e mi sono seduto, ho trovato un posto a sedere. E siamo partiti. Un mio compagno di scuola mi ha chiesto: Michele, mi lasci il posto? Io addirittura gli ho lasciato il posto, che era dal lato quello che è stato sventrato dal camion, diciamo, e lui purtroppo è stato anche ferito. Adesso comunque sì, ha recuperato, ma è stato in coma parecchi giorni. Un racconto che si snoda tra dettagli e vuoti, quello di Michele, che 40 anni dopo si trova sul punto esatto dello schianto, a ricordarlo anche un mazzo di fiori. E mia mamma mi ha detto: ma cosa ti è successo? Perché ero vetri e sangue dappertutto. Scene di panico, sì. Per altre cose magari penso che il cervello di un bambino di 14 anni le cancelli direttamente. Inesistente all'epoca il supporto psicologico, ognuno ha convissuto con i propri mostri e continuerà probabilmente a farlo. Non c'è stato nessun supporto da nessuno. Penso che anche qualcuno abbia, un po' tutti abbiamo ben delle immagini impresse in testa che non andranno mai via. Io ho un'immagine, a parte lo schianto iniziale, diciamo che non ho più visto niente, i corpi appesi, diciamo, sulla fiancata della corriera, quello sì. In cimitero a Maserada la comunità, con il sindaco, ha voluto omaggiare la cappella sorta per le vittime. Lo ha fatto con discrezione e parole struggenti. 40 anni senza i vostri sogni, che erano i nostri, sogni che non avete potuto realizzare, sogni che sono rimasti vivi nei nostri ricordi. Ciao Barbara, Cinzia, Luisa, Fabio, Fiorenzo, Mauro, Michele. Il dolore resta, talvolta si modifica, cresce con chi c'era e si ritiene un sopravvissuto. Adesso che sono genitore mi medesimo su cosa hanno provato quei genitori, ecco, papà e le mamme. Servizio di Christian Arboit, vediamo la prima pagina della Nuova Venezia, accusato di sabotaggio della caldaia dell'azienda, rappresentante sindacale sospeso. È successo alla Trevu Sigma di Marghera. A segnalare l'episodio la Femca Cisl di Venezia, che annuncia lo sciopero dei lavoratori. Diamo 2 minuti in pubblicità e torniamo con altre notizie. Prossimo 16 ottobre Treviso capitale per un giorno della lotta al tumore al seno. Ci sono 2 testimonial d'eccezione, Donatella Rettore e Sabrina Salerno. Abbiamo intervistato la cantante trevigiana. Sentiamo. A tutte le donne: abbiate cura di voi, amatevi di più di quello che vi amate, per cui fate tutti i controlli, tutte cose che voi sapete già, però so che molte di voi per pigrizia, ma a me non succede niente, certe volte bypassate certi controllini che invece sono fondamentali. Io non sarei qui adesso. È un appello che parte dal cuore, quello di Donatella Rettore, signora della musica italiana, che certo non ha bisogno di presentazioni e testimonial d'eccezione del Bradei, l'evento che il prossimo 16 ottobre trasformerà Treviso nella capitale della ricostruzione mammaria. I numeri del Cafoncello parlano di un'eccellenza. Ci sono circa 600 casi di nuovi tumori che giungono all'ospedale di Treviso ogni anno, e di questi il 70% viene sottoposto a una ricostruzione immediata. Quindi sono pazienti che entrano malate e escono sane. E pensi che a Treviso abbiamo inventato una tecnica, la tecnica prepettorale, che poi abbiamo nel 2012 e poi abbiamo esportato in tutto il mondo. Rettore ha portato la sua esperienza, era il marzo 2020, la scoperta dopo una visita ginecologica a pochi mesi da una mammografia. Il seno non era a posto, 2 chicchi di riso, però
mi ha fatto rifare, la professoressa mi ha fatto rifare la mammografia, l'ecografia e dopo 10 giorni mi hanno ricoverata subito. Ho fatto l'ago aspirato, mi hanno operata, era proprio il giorno del fatidico lockdown. Da allora l'artista castellana non ha mai smesso di ringraziare lo IOV e la sanità trevigiana. A Palazzo Giacomelli anche le stelle dell'Imoco. Diciamo che dobbiamo sempre di più darci manforte e penso che negli ultimi anni stiamo ottenendo dei grandi risultati. È importante soprattutto perché anche le giovani donne che magari si ritrovano in queste situazioni devono capire che è comunque una cosa importante e che tutte noi le sosteniamo. Infine il pensiero e il saluto a Sabrina Salerno, altra stella trevigiana che nei giorni scorsi è stata ricoverata proprio a Treviso e attualmente in convalescenza dopo un intervento al seno che lei stessa ha coraggiosamente raccontato. Persone, insomma, prima che personaggi e grandi artiste. Se mi sta ascoltando, spero di sì, c'è un'altra mia collega che è una mia carissima amica che purtroppo anche lei è passata sotto questa spada di Damocle, che è Sabrina Salerno. Ciao Sabrina, fammi sapere come stai, quando ti posso telefonare. E io sono qui e manchi tu, sei stata tu a invitarmi e guarda le cose della vita, però so che andrà tutto bene. Ti voglio bene, Sabri. A Venezia è un importante convegno di esperti sull'Alzheimer e altre malattie neurovegetative. Sentiamo Filippo Fois. Il continuo alzarsi dell'età media ha portato con sé anche un consistente aumento delle malattie neurodegenerative, con un'incidenza che per l'OMS l'ha resa una priorità di salute pubblica. L'89,6% della popolazione affetta da Parkinson è sopra i 65 anni, il 98% nei casi di demenza, soprattutto l'Alzheimer, per il quale al momento non esiste ancora una cura. A Venezia parla Pierluigi Nicotera, scienziato di fama e massimo esperto internazionale nel campo della morte cellulare neuronale. Per poter cercare di sviluppare dei nuovi farmaci, delle nuove prospettive per il trattamento di queste malattie, occorrono finanziamenti molto più ingenti, come è stato fatto naturalmente per i tumori. Quando la ricerca viene finanziata, abbiamo l'esempio tipico con l'HIV, con le infezioni da HIV, le terapie si trovano e le persone si curano. Con l'invecchiamento della popolazione aumenta proporzionalmente non solo il numero dei malati, ma anche delle famiglie che necessitano di servizi sanitari dal forte impatto economico. Il 73% del costo è infatti a loro carico. Il sistema sanitario è sottofinanziato da decenni, indipendentemente dal colore di chi ha governato. Si è pensato che si poteva fare cassa non mettendo soldi sulla sanità. Bisogna da un lato cercare di aumentare con la ristrettezza dei bilanci che ci sono, razionalizzare quello che serve e pensare di trovare modelli per garantire una continuità assistenziale. Al San Camillo del Lido di Venezia c'è uno dei pochissimi apparecchi in Italia di magnetoencefalografia, l'unico in tutto il nord-est usato in contesto clinico. Variazioni nelle oscillazioni cerebrali sono tra i predittori del futuro andamento, per esempio, del declino cognitivo. Quanto più noi cominciamo a studiare prima, tanto più saremo in grado di identificare questi biomarker di quando e se potenzialmente ci sarà un declino cognitivo o un declino cerebrale. È una tecnologia che non è nuova, però è molto dispendiosa. Soltanto centri di ricerca di eccellenza se lo possono permettere, ma serve proprio un supporto globale anche delle istituzioni per poter mantenere un'attrezzatura del genere. È impazzito di gioia per la nascita di un figlio, allora un papà di Farra di Soligo ha deciso di festeggiare la nascita del suo secondogenito colorando di azzurro l'abitazione. La casa completamente dipinta di azzurro, un'enorme scritta tridimensionale con il nome Ettore e poi decine e decine di palloncini a ricoprire il prato. Federico Lucchetta ha deciso di sfruttare le sue capacità artistiche per festeggiare la nascita del secondogenito, venuto alla luce la notte del 18 settembre. Il papà di Soligo non è nuovo a installazioni del genere. Già nel dicembre 2020 aveva deciso di accogliere l'arrivo di Vittoria in modo originale. Dove avevo fatto una cicogna gigante, eravamo sotto il periodo del lockdown e c'era proprio veramente la necessità di qualcosa di nuovo.
mi sono trovato di fronte alla necessità quasi di trovare una soluzione, ecco, di trovare una bella soluzione per questa nuova nascita. Però non volevo essere banale, non volevo che tutto dovesse fermarsi a una cicogna. Ho pensato a una cosa anche semplice nel suo che, perché cambiare colore a una casa è una cosa che uno può fare sempre, però ha destato un grande interesse, soprattutto anche nei membri della famiglia che sono rimasti entusiasti e naturalmente mi hanno preso per pazzo. Grande sorpresa in paese, ma anche e soprattutto per mamma Francesca, al ritorno a casa dall'ospedale con il piccolo Ettore. Mi sono visto di dover tornare in ospedale perché si è messa a piangere, era disperata, non riuscivo a capire se era disperata per la casa dipinta, penso di sì. In 2-3 ore, grazie all'aiuto di amici, la casa è stata trasformata. Questa è stata la grande emozione che io ho avuto e ho voluto manifestare, diciamo, tramite questo gesto. Una gioia condivisa con gli altri cittadini di Soligo, anche se non sono mancate delle critiche. Sono normali, dice Federico, quando si fa qualcosa di diverso. Penso sempre una cosa, che soprattutto nelle cose belle bisogna farle. Bisogna realizzarle, prendersi le responsabilità di quello che si è fatto, ma soltanto così si riesce a trarne una soddisfazione. L'installazione resterà così ancora per qualche giorno. Era semplicemente un messaggio questo, quindi una cosa del tutto sistemabile, con poco, come in 3 ore l'abbiamo fatta, in 3 ore la facciamo, la ripetiamo. Servizio di Francesca Bozza, e vediamo adesso cosa ha dedicato a Kamala Harris il land art Dario Gambarin, il land artist meglio dire, su un terreno agricolo di 27.000 metri quadrati in provincia di Verona, ha tratteggiato con trattore ed aratro un maxi ritratto della candidata democratica alla Casa Bianca. Gambarin ha scelto per la performance un campo di stroppie di grano trebbiato a Castagnaro, disegnando con l'aratro il volto di Harris a mano libera senza aver prima tracciato il terreno. Tra i volti finiti nella galleria Land Art di Gambarin ci sono stati in passato Barack Obama, Hillary Clinton e anche Donald Trump. È tutto per oggi, grazie per aver scelto l'informazione di Focus TG, grazie a Francesco Cerone e a Francesca Pezzo in regia, ci vediamo stasera alle 21:15 a Focus. Buona giornata.